Nel Cinquecento il palazzo aristocratico è innanzitutto la rappresentazione di un potere importante, il potere di un ceto che si era posto alla guida della città con l'onere e l'onore di guidarla, distinguendosi da tutti gli altri ceti sociali. Ma il palazzo costituiva pure la rappresentazione di una sintesi tra passato e presente. Il passato era spesso un passato mitico, ma che trovava dei riscontri nella realtà del presente. La genealogia era importante perché permetteva di risalire a questo passato, ma dall'altro lato aveva anche un'altra funzione, quella di legare gli individui della casa l'uno con l'altro, anche a distanza di secoli. E questo spiega uno degli elementi importanti del lignaggio aristocratico, la solidarietà. La solidarietà era un elemento essenziale che era salvaguardata dagli esponenti più anziani della casa aristocratica. Non era semplice perché il lignaggio è innanzitutto una costruzione artefatta, oltre che una costruzione reale, e molto spesso quindi emergevano contraddizioni. Una delle più note è quella che vede come protagonista principale Gian Giorgio Trissino. Gian Giorgio Trissino, ormai affermato, aveva contratto due matrimoni avendo dai due matrimoni diversi figli, tra cui Giulio e Ciro, da madri diverse. Gian Giorgio entra in conflitto con Giulio per tutta una questione di scelte personali che Giulio aveva fatto, ma soprattutto per le scelte di tipo religioso non ortodosse di Giulio. Contrasti poi che si erano riverberati anche tra i due fratelli, tra Ciro e Giulio ci sono profondi conflitti, soprattutto per il fatto che Gian Giorgio aveva infine deciso per la diseredazione di Giulio. Fatto sta che infine Ciro fa qualche cosa che probabilmente, a detta dei membri della famiglia Trissino, non doveva fare. Denuncia all'Inquisizione Giulio. Che cosa avviene? Nel 1576, non appena Giulio è incarcerato, Ciro viene assassinato nella villa Trissino di Cornedo. Si sparge la voce che il mandante sia Giulio Cesare Trissino, appartenente a un ramo collaterale, quello dei Baston Trissino, come veniva definito, per distinguerlo dal ramo di Gian Giorgio, chiamato dal Vello d'Oro. Fatto sta che Giulio Cesare invia dei sicari che uccidono Ciro alla presenza del figlioletto Marcantonio. A distanza di 7 anni, mentre Giulio Cesare esce dal Duomo della città, Marcantonio gli si avvicina e gli pianta un pugnale, uccidendolo sull'istante, un pugnale sul collo. La faida, perché di faida si può parlare, non è però terminata. Marcantonio fugge, ma in città rimane l'altro figlio di Ciro, il nipote di Gian Giorgio, che si chiama Pompeo. Pompeo vive a Cricoli, la villa amata dal padre, dal nonno, dal padre. E che cosa avviene? Che Francesco Trissino, l'esponente più anziano dei diversi rami Trissino, incita all'odio e alla vendetta. È un incitamento che alla fine spinge uno degli esponenti Trissino, Ranuccio, a vendicare l'uccisione di Giulio Cesare Trissino. Ranuccio nel 1588 si reca a Cricoli e, non trovando Pompeo, uccide impietosamente la moglie e il figlioletto di Pompeo. Fugge, viene catturato e Venezia agisce severamente condannandolo all'impiccagione sulla piazza principale della città di Vicenza. Una vicenda diciamo singolare, quella dei Trissino, ma non certamente rara. A muoverla è il linguaggio della vendetta, quella che gli antropologi hanno chiamato faida, ma che più propriamente nel Cinquecento viene definita vendetta.